Possiamo dire che questo è un anno speciale perché è 30 anni che il nostro organo Tamburini è qui da noi, che viene dal santuario della Comuna di Ostiglia per interessamento di Monsignor Ulisse Bresciani, e devo dire che l'organo è stato pagato da un parrocchiano e nessuno ha mai saputo chi ha fatto questa donazione. Ecco, quindi da allora, anche dal punto di vista musicale, la parrocchia ha preso un input completamente diverso. In questi 30 anni, oltre a questo concerto di Capodanno, che abbiamo fatto anche in forma magari un po' più sommessa al Capodanno del pieno del Covid, il popolo di San Pio col supporto di quest'organo è un popolo che canta, ci sono 2 o 3 organisti che animano almeno 3 messe tutte le domeniche, quindi quest'organo qui sommessamente suona almeno 400-500 volte all'anno, e certo ha qualche piccolo acciacco, ma direi che se la cava bene, ecco. Un augurio anche di poter essere tutti disponibili attraverso l'impegno personale ad edificare relazioni pacifiche tra di noi che poi possano dilatarsi e diventare un'onda lunga capace di investire il bene comune, la vita civile, il mondo intero. Il programma di oggi, come sempre, è un programma piuttosto leggero. Si parte con un concerto di Vivaldi, poi un'aria con variazioni di Handel, dove il maestro Capiluppi mi farà l'accompagnamento natalizio, una pastorale, una serie di brani, un medley di brani natalizi fatti solo con gli ottoni, e alla fine della fine canteremo l'Adeste Filedes in latino, accompagnato dall'organo e gli ottoni.